Salve, ben ritrovati. Oggi cosa facciamo? Sfruttando sempre i prodotti di stagione, ci prepariamo dei carciofi, ma non li lasciamo tristi così in padella, li facciamo ripieni. E come facciamo? Allora, ci sono due versioni. Una versione praticamente si fa un impasto con del pane, della mollica di pane, del formaggio, un po' di pepe nero, un po' di prezzemolo e si mette in questi carciofi e si fanno cuocere. Noi invece, che non ci facciamo mancare nulla, vogliamo arricchirla questa ricetta e facciamo nell'impasto, diciamo nel ripieno di questi carciofi, ci mettiamo anche un po' di carne trita. Carne trita a vostro piacimento e gusto, solo di vitello, solo di maiale, oppure mista, vitello e maiale. Io ho fatto un misto, anche perché quella di vitello risulterebbe un po' troppo asciutta e quindi noi sempre ci mettiamo un pochettino di maiale dentro. E allora, ovvio che per tempi televisivi io ho fatto fare una sbollentata ai carciofi, gliel'ho già fatta fare perché non avremmo avuto tempo di cuocerli, diciamo, nel tempo che avevo. Per cui gli ho fatto fare giusto una sbollentata per farvi vedere la ricetta finita nei tempi che abbiamo. Ho avuto l'accortezza di tenermi diciamo, l'acqua di cottura dei carciofi perché poi li facciamo cuocere qua dentro. Quindi intanto facciamo scaldare l'acqua, quella che già io ci ho sbollentato i carciofi, e passiamo alla preparazione della ricetta vera e propria. Quindi in questa ciotola mettiamo della carne trita, della mollica di pane e del parmigiano. Ecco qua, vabbè, mettiamoli, tanto sono due, però del prezzemolo, perché nel carciofo il prezzemolo ci sta proprio una meraviglia. Abbondiamo con le spezie perché danno quella sapidità giusta senza diciamo avere il discorso del sale, sempre il discorso del sale. Ecco qua. Del pepe nero e un uovo. Cerchiamo, allora, nelle quantità piccole, cerchiamo di scegliere un uovo piccolino, anche se io ne ho fatta un po' di più, perché se resta poi ci faccio altri carciofi, proprio per non sprecare quest'uovo che in 2 carciofi sarebbe stato poco. Una grattatina d'aglio, sempre per i palati fini, noi lo grattiamo in modo che nell'impasto, diciamo che alla fine poi non si sente. Dà quel profumo, quel giusto profumo che serve, però poi sotto i denti non ci va niente. Quindi ecco qua. E allora amalgamiamo questo impasto per bene. Ovviamente un po' di sale. Ecco qua. Mettiamo un po' di sale perché ovviamente c'è la carne e quindi tra l'altro nei carciofi io non ho messo sale quando li ho sbollentati un pochettino perché avrei avuto l'accortezza di aggiungerlo poi dopo. E diciamo che il nostro impasto è pronto, non è che è così difficile. E allora che facciamo? Sempre ci laviamo le mani. Se vi accorgete che l'impasto è troppo morbido perché comunque un uovo ha raccolto diciamo tutti gli ingredienti, però è rimasto molliccio, aggiungiamo un altro poco di pane. Tanto se poi ci resta lo utilizziamo per altri carciofi, insomma, ecco. Io oggi ne faccio solo 2, anche per una dimostrazione della ricetta, cioè è inutile che faccio ne faccio tanti, insomma, ecco. Quindi prendo un altro poco di pane, di mollica di pane, ce l'aggiungiamo, vi ho detto anche del parmigiano, quindi ecco qua.
E allora ricapitoliamo: un po' di trito misto, un uovo, della mollica di pane, del parmigiano o ovviamente, ripeto sempre, il formaggio che a voi piace di più, del prezzemolo tritato, una grattatina d'aglio, giusto per non diciamo esagerare col sapore dell'aglio se qualcuno non gli piace. Tutto qua lo mescoliamo per bene. Ecco, ve l'ho detto, se resta poi ci facciamo gli altri carciofi, insomma, non è quello il punto. Vedete che già è più asciutta come consistenza e va bene così. Vi ripeto, potete anche tranquillamente fare, diciamo, il ripieno, chiamiamolo così, anche solo con il formaggio, il pane, senza mettere la carne. Voi come preferite voi. A questo punto prendiamo i nostri carciofi. Ovviamente li ho sbollentati prima, ve l'ho detto, per un discorso proprio di tempi televisivi. Allora lo apro piano piano e cerchiamo di metterci questo ripieno qua. A mo' di polpetta lo schiacciamo qua dentro. Ecco qua, così. Siccome è un po' cotto, per cui devo fare attenzione, altrimenti il carciofo si sfalda troppo. Ecco. E invece quando noi lo facciamo a crudo, allarghiamo leggermente le foglie e cerchiamo di far entrare diciamo, il ripieno in tutte le parti del carciofo e magari un po' di più al centro. Ho tagliato, se avete visto, il gambo sotto, perché quando lo vado a sistemare nella pentola voglio avere la certezza che sta diritto e non casca al contrario. Questo ovviamente non lo butto, lo metto là dentro perché comunque ce lo mangiamo lo stesso. Quindi ecco qua, vedete un po'? Ecco, quando vi accorgete che sta diritto e allora ecco avete ottenuto diciamo lo scopo. La stessa cosa facciamo qua, perché adesso è facile allargarlo visto che è cotto, ma quando è crudo è un po' più difficile allargare le lamelle qua per inserirci dentro il ripieno. Quindi ecco qua. Adesso vedete, io ho fatto soltanto una polpettina e l'ho messa dentro, però quando è crudo non è così semplice, per cui bisogna lavorarlo un po' di più. Facciamo sempre la prova. Ah, qua ci siamo proprio superati, però siccome sta un po' troppo alto, un altro poco lo tolgo. Ecco qua. Allora, quest'acqua qua è l'acqua di cottura dei carciofi, perché sostanzialmente adesso cosa succede? Non è molta, perché il carciofo diciamo che è quasi cotto, non è che è giusto il tempo che si cuoce il ripieno, visto che c'è la carne, quindi qualche minutino in più ci serve per far cuocere quella carne. Diversamente se fosse stato solo il pane non c'era bisogno di giusto il tempo di cottura del carciofo. Un attimino ci laviamo le mani. E allora, cosa facciamo? Mettiamo i pezzettini di carciofo qua dentro, perché comunque ce li dobbiamo mangiare. Mettiamo un po' di olio, perché un po' di condimento ci vuole. Quindi un po' di olio, e qua l'avevo già preso. A me i carciofi piacciono tanto, non so a voi, fatti in tutti i modi possibili e immaginabili. E posizioniamo i nostri carciofi nel pentolino. Ops, ecco qua, cercando di farli rimanere il più diritto possibile. Vabbè che se cascano alla fine non è che si compromette qualcosa, perché l'impasto, diciamo il ripieno, è abbastanza compatto, quindi non si sbriciola, ecco tutto qua. Mettiamo un altro poco di olio sopra
un po' di pepe nero e copriamo il nostro pentolino. Ecco qua. Questo diciamo che è un modo più ricco di preparare questi carciofi. Diversamente possiamo fare una bella spadellata con prezzemolo, saltati in padella, diciamo trifolati un po', un aglio del prezzemolo saltati in padella, e li possiamo usare anche come contorno a questo piatto, perché abbiamo il nostro cuore di carciofo con ripieno e in più lo accompagniamo, invece che con insalata, questa volta lo accompagniamo con dei carciofi tagliati a fettine, messi in padella, fatti saltare con un po' di olio, un po' di prezzemolo e dell'aglio. Aglio messo intero questa volta, che poi abbiamo l'accortezza di toglierlo, sempre per il discorso di chi non lo gradisce, insomma. Però è bene che ci sia, perché comunque l'aglio è una di quelle spezie che dà un sapore particolare a tutti i piatti, o almeno ai ripieni, alle polpette, a tutte queste preparazioni diciamo un po' particolari. È veramente è la ciliegina sulla torta, va, se vogliamo. Ecco qua. Intanto ci prepariamo un piattino per fare in modo che poi vi ci metto questi carciofini. Mamma che bello, sono bellissimi. Speriamo non si aprono, perché forse li ho cotti troppo, perché purtroppo, ragazzi, la fretta è una cattiva consigliera, quindi quando poi hai tempi ridotti, hai magari, voglio dire, un pochettino ci scombussoliamo, va? Ma sta andando benissimo. Questo per esempio non so se è un piatto che può piacere ai ragazzi, però forse fatti in questo modo, con questo ripieno, con la scusa che si mangiano questa polpetta, in sostanza poi il sugo del carciofo c'è, per cui prende un pochettino del sapore del carciofo, che insomma fa bene. Quindi voglio dire, anche se non si mangia il carciofo, però già il sugo stesso, l'acqua stessa di cottura dove sono stati cotti i carciofi, è già qualcosa, insomma, meglio di niente, voglio dire, c'è. E comunque sono sempre quelle preparazioni che ci ricordano tanto, per esempio mia mamma era una cultrice di questa ricetta. Non vi preoccupate, 5 minuti, spesso la faceva anche senza carne, anche perché è come se facesse due ricette diverse, quella con la carne e quella senza carne. Poi alla fine sì, i sapori erano diversi, ma comunque diciamo che il senso era quello di farci mangiare questo carciofo. Ah, bene, 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 bene. Prendiamo un cucchiaio. E allora, per accelerare accelerare, praticamente prendiamo un po' di succo e lo facciamo scivolare sul carciofo. Ecco qua, così. In modo che, diciamo, affrettiamo la cottura di questo ripieno. Devo metterci solo un po' di sale sul carciofo, perché non l'avevo messo, perché ve l'ho detto, ho cotto i carciofi giusto per tempi televisivi e non senza sale. Allora ragazzi, volevo ricordarvi che aspetto sempre le vostre ricette. L'altra volta abbiamo fatto quella dell'amica Maria, una ricetta particolare. Ragazze, noi siamo qua, visto che ci seguite, vi vogliamo bene, mandateci le nostre ricette, scrivete alla redazione, mandate le vostre ricette particolari, le vostre ricette della tradizione, del vostro paese, magari perché si fa quella ricetta in quel periodo, magari perché no una versione vostra, magari riveduta
è corrotta o corretta, vedete voi. Noi siamo ben lieti di farvela senza problemi, e se volete potete venire pure qua e la facciamo insieme. Ovviamente con i tempi che ci sono dobbiamo un po' vedere, però intanto se mi mandate la ricetta io la faccio volentieri. Tenete conto ovviamente che sarà la prima volta per me fare questa ricetta che mi mandate, per cui la riuscita è un bel punto interrogativo, per cui quando tutto cambierà, migliorerà e torneremo ad essere tutti più sereni e tranquilli, vuol dire che venite qua, la replicheremo insieme e così mi fate vedere dove ho sbagliato e perché non è venuta come viene a voi. Anche perché noi ci teniamo molto alle nostre tradizioni, non vogliamo assolutamente dimenticare i nostri piatti, le nostre pietanze che ci hanno accompagnato e mi auguro ci accompagneranno sempre, perché sì, è giusto che uno un pochettino allarga le vedute, per carità, diciamo può spaziare in cucina come vuole, può fare piatti di tradizioni di altri paesi, ci mancherebbe, ma le nostre non li dimentichiamo mai. E allora, qua ci siamo quasi. Un'altra, ecco qua. Questo sughetto sopra per ammorbidire. Allora, il discorso del cucchiaio con il sughetto sopra è giusto per ammorbidire un pochettino anche il ripieno, visto che c'è la carne. Fosse stato solo il pane non c'era bisogno, ma siccome c'è la carne, per non rischiare di indurire troppo diciamo il ripieno, allora noi piano piano facciamo questo lavoretto qua. Ma giusto perché ve l'ho detto, adesso i tempi televisivi sono quelli, se no non c'è nemmeno bisogno, anche perché poi qua diciamo che io il carciofo l'ho già precedentemente cotto, quindi quasi quasi si pure sfalda in questa cottura, però se voi lo fate a crudo resterà tutto bello compatto, bello sodo, diciamo, ecco, tutto compatto. Un altro modo di cucinare questi carciofi sono fritti. Il carciofo intero, schiacciato leggermente e fritto o grigliato. E comunque sono quelle, diciamo, quelle verdure, quegli ortaggi che si prestano a tante preparazioni. Possiamo anche farci una bella pasta al forno con i carciofi. Un giorno di questi ve la proporrò perché è veramente gustosa e buonissima. No, magari quasi quasi, se tanto ancora i carciofi ci sono, la prossima settimana può darsi che la facciamo. Vediamo un po' come. Ecco qua. Ci siamo quasi. Ripeto, accompagniamo poi questo piatto bello caldo. Ah, una cosa che mi ero dimenticata. Allora, cuocendo i carciofi, poi diciamo direttamente crudi con il ripieno dentro e quindi con la sua cottura lenta, ovviamente mettete dell'acqua perché si devono cuocere proprio i carciofi, quindi resterà un bel po' di sugo, diciamo sugo, chiamiamolo sugo, brodo come vogliamo. Ebbene, cosa possiamo fare? Con quei pezzettini di carciofo rimasti, diciamo il peduncolo, e quel brodo che rimarrà nel pentolino, noi possiamo tranquillamente farci una pastina in brodo. Quindi buttiamo in quel sughetto, chiamiamolo così, buttiamo della pastina e in questi periodi che fa freddo vi assicuro che ci sta proprio bene. Non la mangiamo insieme al carciofo perché già qua dentro c'è carne, pane, la nostra nutrizionista ci tira le orecchie. La mangiamo la sera magari, quindi a pranzo o viceversa. In quel sughetto ci buttiamo un po' di pasta e ci facciamo un bel brodo caldo di carciofo che vi assicuro è una meraviglia. Perché io lo faccio? Anche perché
Poi diciamo che il sugo prende pure del sapore del carciofo, della carne, di tutto quello che abbiamo messo nel ripieno, quindi ha un sapore importante, ecco, non è semplice sciapo, perché comunque in ogni caso gli oli della carne, diciamo il danno anche sapore a questo brodo, per cui con un po' di pasta vi assicuro che non sapete cosa vi perdete. Ecco qua, vedete che un pochettino un carciofino si è sfaldato perché probabilmente l'avevo cotto un po' troppo, però con i tempi televisivi che abbiamo purtroppo molte volte rischiamo di non farcela, allora ho dovuto fare questo passaggio diciamo extra per questi motivi qua. Qua di sugo non è che ne è rimasto tanto, perché poi i carciofi erano pochi, erano 2, però eventualmente se decidete di farci sto brodo, aggiungete un po' d'acqua, mettete direttamente la pasta in questo brodo e la fate cuocere qua dentro, una volta tolti i carciofi ovviamente, la fate cuocere direttamente qua dentro e vi assicuro che è un sapore meraviglioso. Poi a chi non piace il carciofo, pazienza. E allora, ci siamo. Adesso dobbiamo cercare di prendere il carciofo. Ecco qua. Spegniamo. Ok. Vediamo di riuscire a prenderlo senza farlo rompere, il che è un po'... No, questo è rimasto un po' più intatto. Ops. Ecco qua. Questo diciamo che si è sfaldato un po', ma noi lo aggiustiamo. Ops. Allora, si è sfaldato sempre per il discorso che vi ho detto prima, perché io li ho leggermente scottati prima, per un fatto proprio televisivo. Ecco qua. E beh, e che dite ragazzi? Non è una meraviglia? E allora, vedete questo sughetto che è rimasto? Noi aggiungiamo un po' d'acqua, perché questo mo' è poco. Aggiungiamo un po' d'acqua, poi in base alle persone che siamo, e facciamo cuocere direttamente qua dentro la nostra pasta. E vi assicuro che avrete un brodo di un sapore. L'unica cosa al limite che potete aggiungere in più è un po' di prezzemolo, per dargli un po' di sapore forte, dai. Ecco qua, questi sono i nostri carciofi. Accompagniamoli sempre con dei carciofi trifolati, tagliati a fettine, passati in padella con un po', magari proprio il cuore del carciofo, così diciamo i tempi di cottura si riducono tantissimo. Prendiamo solo il cuore del carciofo, lo saltiamo in padella con dell'aglio, dell'olio e poi li aggiungiamo come contorno. Vediamo un pochettino se abbiamo esagerato con il sale, ma non credo proprio. Ecco qua. E allora, le parti più dure, come ce li mangiamo ragazzi? Così. E poi assaggiamo questo ripieno. Vediamo un po'. L'apoteosi dei sapori. Che dirvi? Fateli, approfittate di questo periodo, che sono belli freschi, scegliete quelle che più vi piacciono. In Italia ne abbiamo tante qualità, tante diversi, ma tutti buonissimi. E con questo qua non vi scordate, fate questo brodino caldo la sera, così ci coccoliamo un pochettino in queste giornate fredde. Buon pranzo, buona cena, perché oggi abbiamo fatto pranzo e cena, va? Alla prossima e buon appetito. Ciao ragazzi.